Il GIP del Tribunale di Messina, Eugenio Fiorentina, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio De Pace, 28 anni, originario di Vibo Valentia, accusato del brutale omicidio della fidanzata Lorena 40, 27 anni, di Favara, aspirante medico iscritta all'Università di Messina. Il giudice non ha convalidato il provvedimento di fermo, ma ha comunque accolto la richiesta di custodia cautelare avanzata dal PM Roberto Conte, che coordina l'inchiesta. De Pace ieri mattina si è presentato davanti il GIP accompagnato dai suoi legali e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Pare non abbia neanche pronunciato il suo nome. L'accusa mossi nei confronti è quella di omicidio volontario. Invece, durante un primo interrogatorio a tratti delirante reso agli inquirenti e ai carabinieri della compagnia di Taormina, l'indagato aveva dichiarato di aver ucciso la compagna perché convinto che la stessa gli avesse trasmesso il coronavirus. Tesi questa smentita dall'esito dei tamponi effettuati a entrambi che hanno accertato le negatività al Covid-19. Per questo motivo l'interrogatorio era stato interrotto. Ieri pomeriggio è stata effettuata l'autopsia sulla giovane ragazza all'interno del laboratorio del Policlinico di Messina. Il medico legale Daniela Sapienza ha già dato le prime indicazioni su come si sarebbe consumato l'efferato omicidio. Tutto ha avuto inizio alcune ore prima rispetto alla chiamata fatta dallo stesso assassino, il quale ha ferito all'addome con un lungo coltello da cucina la sua fidanzata, che forse ha perso i sensi. Poi l'ha strangolata a mani nude. Quindi ha vagato per diverso tempo su e giù per la casa, procurandosi anche una serie di ferite ai polsi nel tentativo forse di suicidarsi, probabilmente con lo stesso coltello adoperato per ferire la povera Lorena. Infine, intorno alle 8, la telefonata ai carabinieri di Santa Teresa di Riva, confessando già al telefono di aver ucciso la sua fidanzata. L'omicidio si è consumato nella notte tra lunedì e martedì scorso all'interno dell'abitazione che i due giovani condividevano in via delle Mimose, nel piccolo paese di Furcisiculo, in provincia di Messina. Oggi la salma viene trasferita a Favara per l'ultimo saluto. La città, commossa, accoglie Lorena con il suono delle campane delle diverse parrocchie e con i lenzuoli bianchi, un messaggio di affetto per accompagnarla verso il suo ultimo viaggio. Le ristrettezze dovute all'emergenza coronavirus non permettono di celebrare il funerale e ai cittadini di partecipare. Questo è il modo che i favaresi hanno scelto per dimostrare cordoglio e vicinanza alla famiglia 40. Questo è ciò che ti stringerà per sempre, l'abbraccio della tua città, scrive Sergio Criminisi a commento del disegno che attraverso Sicilian Press ha voluto dedicare alla giovane e bella Lorena, vittima della follia umana, uccisa da chi doveva amarla e proteggerla.